momento significativo sotto il muro, ricordando qualche anno fa. Beh, io ricordo quando abbiamo inaugurato questo muro, era il 2015 se non erro, eravamo arrivati da poco e non avremmo immaginato quanti momenti di raccoglimento, di condivisione ci sarebbero stati, quanti messaggi lasciati. Insomma, questo muro non è soltanto un segno, un simbolo, è un luogo vitale e bisogna ringraziare Wall of Dolls perché lo ha reso sempre vitale, ha sempre organizzato momenti di grande attenzione e oggi lo facciamo, lo abbiamo fatto spesso il 25 novembre, oggi lo facciamo come 8 marzo, ma sempre ricordando un aspetto con Wall of Dolls che è quello della lotta contro la violenza sulle donne. Di 8 marzo e in questa giornata si potrebbe parlare di pari opportunità, di welfare, di sostegno alle donne, ovviamente in senso lato. Qui poniamo l'accento sul tema più estremo che è quello della violenza e lo facciamo all'indomani dell'approvazione, io questo ho ribadito anche, di una legge varata dal Consiglio dei Ministri, adesso dovrà fare tutto l'iter parlamentare, ma che prevede sostanzialmente che il reato di femminicidio diventi un reato a sé, che chi aggredisce, fa violenza e riduce nei confronti di una donna in quanto donna ha un reato a parte che è quello di femminicidio che ha la pena ovviamente nel caso poi di omicidio dell'ergastolo con delle attenuanti e aggravanti che non possono andare sommate sotto i 24 anni. Questo è un segnale fortissimo che si dà, che ovviamente condividiamo pensando che ci voglia molta deterrenza ma ci voglia poi anche molta prevenzione e quindi ho parlato della violenza soprattutto economica, dobbiamo rendere le donne sempre più indipendenti, il 65% delle donne che frequenta i centri antiviolenza non ha un'indipendenza economica, dobbiamo lavorare molto su questo, per questo anche il fatto di aver reso strutturale il reddito di libertà, che è quel reddito che si dà alle donne che iniziano questi percorsi, credo che sia stata una misura importante. Io personalmente ho fatto un question time in aula chiedendo alla ministra Roccella quanti fondi sono a disposizione per case rifugio e centri antiviolenza e la risposta è stata più di 80 milioni di euro, vuol dire che ci sarà ricaduta anche su questo territorio, anche su questa regione, su questa città, ce n'è bisogno, è importante la prevenzione ed è importante ogni percorso di recupero. Sulle donne, una donna su 3 è vittima di violenza, tanti tipi di violenza. Diamo il benvenuto a Ilaria Cavo che è un'amica, una giornalista, è un'onorevole impegnata in prima linea veramente contro la violenza sulle donne, peraltro è di questi giorni la notizia che il femminicidio è un reato. Rischia ovviamente questo anche grazie all'impegno del Parlamento che mette al centro la lotta alla violenza di genere e Ilaria ne è senz'altro una delle protagoniste. Grazie Jessica, grazie Barbara, ovviamente grazie a tutta Wall of Dolls, a tutto l'impegno che avete non soltanto oggi, non soltanto il 25 novembre ma costantemente con l'associazione. Io ricordo e sono molto affezionata a questo muro e onorata oggi di essere ancora qui con voi perché quando l'abbiamo inaugurato forse non avremmo immaginato quante tappe, quante decorazioni, quanti messaggi, quanti momenti di incontro saremmo riusciti a fare negli anni. Era anche stato un po' contestato, ma pensate quanta ricchezza ha dato e quanto è bello e sia bello essere qui tutte insieme oggi, sostanzialmente a festeggiarci, noi donne e ovviamente con gli uomini che ci sono a fianco.